mia casa è Piazza Grande. Negli ultimi tempi la questione geopolitica per la Sicilia, che sta al centro del Mediterraneo, sembra essersi fatta difficile. Giornalmente veniamo bombardati da notizie che alimentano il terrore e mettono in difficoltà la convivenza tra le persone, specialmente quelle del mondo arabo. Ma noi, un po' di sangue arabo, l'abbiamo? Senza volere banalizzare, abbiamo deciso di affrontare la questione nella maniera più conviviale, cioè cercando di capire a noi, di arabo, a tavola, cosa è rimasto. Ballerò un mercato dell'arabo. Ma sono stati 700-800 anni o 900 anni gli arabi in Sicilia. Cosa c'è rimasto di arabo? Soltanto la lingua. Il diabato. Boh, non lo so, così. Secondo lei la cassata ha a che vedere con la cultura araba? Io per mangiare la cassata magari ero tutti iriata. Cassata. Che significa? Cassata. No, cassa forte. Che cassa forte? Significa? Cassata. Sì, Burnia, a Buinea, noi ci diciamo a Buinea. Loro dicono una maniera, non dicono ma la cassata è una persona rossa, una donna dice mica la cassata, perché la cassata? Ci sono tante parole nostre siciliane che alcuni tunisini e cosa minchia agnagliano. La parola burnia. Burnia. Che cosa? Lei una burnia non l'ha mai aperta? A Burnia sei, io lo so, c'è a Burnia sei. Tu quanto ti senti arabo? Io? E perché io signore? Però sono siciliano. A Burnia facevo i cocciolini, inventiamo da dentro. Facevo i ciottoletti, inventiamo da dentro. Io sono a Burnia. Non si mangia più. Tu lo sai da dove viene il cimino? Dicono che l'hanno importato gli arabi. Sì. La nostra cultura diventò un panino, un wurstel, una banana, un arancio. È finita quei valori quando c'era la lira. Cosa è rimasto secondo lei ad Agrigento di arabo? Non lo so, non me lo ricordo. Lei mangia il pane col cimino o senza cimino? Io come chiedo tutte cose mangio, caidona, panacamia, tutte cose. Tra le cose tipiche agrigentine, cosa c'è? La pizza, dolci, panini, queste cose. La melanzana. La melanzana è arabo. Che lo sono intelligente, la melanzana è arabo. La caponata? La caponata con il sugo viene fatta. L'hanno sportata loro qua in Sicilia. Ricetta della caponata. No, non me lo ricordo. Lei ha proprio indovinato. Ma non è che ho indovinato, diciamo un po' di cultura siciliana ce l'ho. Voi fate pasta col sugo? Sì, pure pasta col sugo. Pasta col sugo in bianco? Pure. La pasta con pomaruara, smentiamo nati palermitani, noi napoletani. E non si chiama pasta con pomaruara, si chiama in un'altra maniera, ma di perché io non lo so come si chiama. Io guardo persone, dico io che è tunisino. Pasta con il ragù senza carne. È buona. È vero che i palermitani sono sempre quelli che hanno inventato anche la pasta col sugo in bianco? Può darsi di sì, non ne ho mangiato mai. E la cassata, anche quella, è di origine araba, perché? Perché la faccio io. Ma come fanno questi chef a fare la pasta col sugo giallo a poa nero? I chef loro le fanno perché vanno alla scuola, imparano con certe persone lingue straniere, italiani, francesi, perché ormai inventiamo tutte questa comunità nel mondo. Voi fate la pasta col ragù vegano? E non lo so io questo. Non lo so. Lei fa la cassata? Certo. Quindi, quante cassate ha fatto nella sua vita? Una giorno. Non le è capitato di mangiare la pasta col ragù vegano tipico agrigentino? Mai, mai. Non mi è capitato mai questo. E quando uno è a lutto fa la pasta col nero. Dicono quando è a lutto fa la pasta con il nero, invece no. Noi palermitani quando è a lutto facciamo un bolletto. Ne buttiamo un litro di vino per fare un consolato. E la lingua, secondo lei, non è rimasto nulla di arabo? No, mi dà fastidio quando non li capisco. Perfetto. A pignata Deriva da? fosse arabo, pignata. Non è un italiano, non è un francese. È un arabo. Pignata, picciottea, no! La bagneata sembra un po' con canto arabo. Sì, sempre, se non c'è più. Cioppi! 10 caccioppi, 10 euro! E se ti faccio fare che non appena queste cacocce! La faccio la parabucca con salsiccia! Prego, non mi guardi perché sto diventando rosso! Non li guardare che sto diventando rosso! Questi li devi fare a tappare! La caponata, la pizzaniata, panate, anche il prezzemolo, a tappatinizza, con succo, a mordo succo, come vuoi ti faccio?
caponata senza melanzane? Non si può fare. Si può fare la caponata senza melanzane? No. La caponata senza melanzane si può fare? No. Lei è sicuro che si può fare solo con la melanzana? 100%. Dovresti morire tu. La melinciana ci vuole. È sicuro di quello che dice? Sì. Ci rifletta bene. Con le melanzane si può fare, ma con le carciofe si può fare anche pure. Lei che cosa vende? Carciofi. E allora si può fare senza melanzane? No, senza melanzane non si può fare solo chi cacuaccio. Allora perché lei ha detto no? Chi cacuaccio? Ah, zuffa pomianza c'è. È vero che ci sono delle origini arabe in alcuni dei nostri cibi. Se sento dire qualche cosa, te lo so dire. Il couscous Ah, no, non mi... non le piace? C'è cosa tonasene, A lei le cose tunisine non piacciono? no. Lei preferisce quelle arabe? Quell'area, è che tu che bene piano. Ma i fagiani sono pesci o sono uccelli? Pesce. Esistono anche fagiani uccelli secondo te? Ma penso proprio di no. Tu vendi pesce? Sì. E ti è mai capitato di vendere una salpa? No. Per un mangiaracina? Sì. Ti è mai capitato di vendere una lampuga? No. Per un capone? Sì. La salpa l'ha comprata mai? Salpa, no. Il mangiaracina? Mangiaracina ogni tanto. La lampuga? No. Il capone? Sì. Le è mai capitato che qualcuno qua venisse a chiederle una salpa? Certo. Queste sono le salpe. Sarpe. Le è capitato che qualcuno le chiedesse una lampuga? Sì, alcuni la chiamano così, ma non è tutti che la chiamano lampuga. Capone lo la chiamano. Qua c'è un bellissimo mercato del pesce. Ballarò. Lei ha mai comprato una salpa? No, mai. Un mangiaracina? Mai. Una lampuga? Mai. Un capone? Mai. Un polpo maiolino? Mai. Una ragosta? No. Un mangiaracina? No. Un merluzzo? No. Una viola? No. Un pagello? No. Perché? Perché non ho comprato niente. Se la panella c'è il padre arabo, la madre chi è? A bere ora qua, ma. Perché si dice, mangi uno e partecipa. Il musso è la zampa del vitello. La pasta coi piselli senza additivi, quindi con dei piselli che rimangono morbidi e non diventano rigidi. Sì, questa l'ho mangiata ed è buona. Mi chiedo se il musso è la zampa del vitello, il carcagnolo che cos'è? Sempre musso, sempre la zampa del vitello. Questo di qua. Aspetta, vuoi? Lei preferisce la pasta coi piselli quelli morbidi o quelli duri? Quelle morbide. Ad Agrigento c'è una coltivazione particolare oppure vengono importati da posti che fanno proprio questa coltivazione di piselli? Secondo me vengono importati da posti. Il musso è la zampa del vitello. Quali posti lo ricorda? Da certi posti. Viva Santa Rosalia, era per Sofoino. A lei tutto ciò che è arabo le piace, quello che è tunisino Sarà buono, però c'è troppo puzza. Quando cucinano io non lo so cosa ci mettono. Ne mangiamo un piatticetto da qua a Roma. cos'è che dà gusto alla caldume? Se tu te la mangi fuori è buona, se la fai a casa un bene male qualsiasi, non dicono fosse è buona, il sapore che di fuori un bene male. La puliscono forse poco. La puliscono, secondo me è questa, sì, la puliscono poco. Quindi diciamoci la verità, quello che dà il gusto è la merda. È la merda, è troppo bello. È bella a metterla qua a Roma. Lei farebbe un appello a tutti quelli che ci stanno guardando per dire di venire qua in Sicilia a mangiare la nostra cultura tipica gastronomica siciliana perché appunto avanti e indietro negli anni. No. E la mia casa è Piazza Grande.